Buongiorno a tutti, vediamo oggi il ritorno del grandissimo Garry Kasparov. Garry Kasparov ha giocato nel club di St. Louis, il circolo di scacchi più grande degli Stati Uniti. Ha giocato un evento di chess 960, ovvero Fischer Random, ovvero scacchi senza teoria. Garry Kasparov è stato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, non si sa se è più grande lui o Carlsen, appartengono ad epoche diverse, a decenni diversi, dove il gioco, diciamo, è cambiato. Ebbene, sicuramente Kasparov, che è un po' più anziano rispetto ad altri giocatori, è rimasto un po' indietro con la teoria, no? Non sarà aggiornatissimo, cioè non si studierà tutte le novità, tutte le partite moderne, però a scacchi 960 la teoria non esiste, perché i pezzi, diciamo, si dispongono all'inizio in posizioni totalmente casuali. L'idea è proprio evitare la teoria, provare a dare un senso alla partita. Vediamo com'è andata. Ovviamente ci sono qualche regole, le regole sono un po' diverse in quanto all'arrocco, per esempio il re si muoverà da di 1, o per esempio per arroccare, no? Il re andrà in C1, la torre in D1. Diciamo che gli unici elementi tipo che devono rimanere come gli scacchi sono un alfiere campo chiaro, un alfiere campo scuro e il re deve stare tra le due torri. E poi anche la posizione deve essere a specchio. Tutto il resto della disposizione è casuale. Che ci sono questo cavallo nell'ala. Ok, Dominguez a questo punto, che è uno dei più forti giocatori della nostra epoca, ha giocato di 4 come a scacchi, no? Di 4 nelle mosse più forti. Diciamo che si apre questo alfiere, il cavallo poi potrebbe andare in D3, sempre i cavalli dietro ai pedoni. Kasparov gioca di 5 in modo simmetrico, cavallo di 3, cavallo di 6, no? I cavalli sono forti qui. A questo punto B3, perché B3? Si apre la donna e magari si vuole dare un senso all'alfiere in B2. Cavallo G6, Kasparov sviluppa il cavallo che si trovava nell'angolo, vedremo che Dominguez non vorrà metterlo in C3 ma vorrà giocare F3, cavallo F2. È davvero curioso come si gioca qua, perché non c'è teoria, quindi tutti i giocatori devono provare a dare un senso alla posizione. Qua Dominguez gioca F3. Questa mossa non piace molto ai motori, non piace molto questo piano, ma siamo ancora in apertura. Secondo me il punto di domanda è piuttosto eccessivo, assegnato da questo punto di domanda assegnato da chess.com, no? Non so come si faccia a togliere. Diciamo che ai motori non piace questa mossa, anche se in una posizione così complessa di apertura i motori non sono ancora affidabili, i motori sono affidabili più che altro in medio gioco. E qua non abbiamo libri di apertura. Ok, Kasparov gioca E6, forse vuole spostare l'alfiere e vuole arroccare corto. Non si sa se questo sia, cioè a scacchi serve un arrocco corto, forse qua più un arrocco lungo, no? Visto che il re deve fare più strada per andare nell'ala di re. Però ok, qua a questo punto cavallo F2, portando il cavallo in gioco per appoggiare la spinta in E4, B6, Kasparov non vuole che Dominguez giochi E4 e lo controlla anche con la donna. G3 per fianchettare l'alfiere. Sarà poi possibile anche arroccare corto? Possibile anche arroccare lungo, no? Però forse se si arrocca lungo, magari nero arrocca corto e poi dopo inizierà ad aprire, no? Di donna, quindi non so nemmeno se è proprio o improprio chiamare questa l'ala di donna. In questo caso sì, perché le donne sono nel settore sinistro, no, della scacchiera. Comunque utilizzeremo il gergo scacchistico anche per chess 960. Ok, qua alfiere 7, alfiere G2, alfiere in fianchetto, arrocco corto, arrocco corto. Diciamo che a questo punto un piano del bianco potrebbe essere espandersi al centro, il piano del nero potrebbe essere espandersi nell'ala di donna. Il nero gioca alfiere B7, rende 4 più difficile e sicuramente Kasparov vorrà giocare nell'ala di donna. Dominguez vuole preparare 4, torre C8. Diciamo che a questo punto il nero vuole prendere l'iniziativa nella di donna, il bianco un po' di caselle deboli se non spinge in E4, il bianco un po' indietro di sviluppo, forse poteva o doveva tirare fuori l'alfiere, non l'ha fatto. Ah sì, ha giocato l'alfiere B2, ecco, torre D8. Quindi Kasparov porta in gioco l'ultimo pezzo e si accinge poi a giocare, a preparare C5, magari non subito, perché potrebbe rimanere in presa questo pedone, ma magari giocherà alfiere F8 proteggendo G7 e poi giocherà C5.
A questo punto a Dominguez probabilmente non piace starsene con le mani in mano, giustamente gioca E4, prende l'iniziativa. Ecco, E4 forse sì che è già un piccolo errore, anche se qua chess.com non lo segna come errore, non so perché. In realtà umanamente sì è un errore, perché normalmente quando si gioca a scacchi diciamo che non c'è tutta questa pressione su questa grande diagonale. Una mossa come 4 di solito non ha controindicazione, è difficile avere una donna in 8 così presto, già la mossa 11. In questo caso però il nero prende, ora il bianco per non, per non avere una posizione debole al centro, cioè poteva prendere di pezzo, ma poi a questo punto non so, ci sarebbe la debolezza di questo pedone, difenderlo con C3 chiuderebbe tutti i pezzi, no? Il bianco, questi pedoni che non occupano il centro, cioè sarebbe molto brutto. Il bianco gioca F per 4 per mantenere il centro ed ora è presente questa inchiodatura lungo questa diagonale. Il nero gioca F5 e il bianco nei guai, perché? Perché questo alfiere può cadere, cioè il pedone inchiodato su E5, il nero potrebbe prendere in G2 e starebbe molto meglio. Di fatto qua questa posizione sarebbe molto difficile per il bianco. Cioè il bianco per esempio potrebbe, non so, prendere in E6, ma se il nero prende in C2 poi magari riuscirà ad invertire la posizione della donna e dell'alfiere. Questi pezzi ora sono orribili. Sta molto meglio il nero, più che altro il re bianco soffrirà moltissimo. Su E per F5 a questo punto si attacca il cavallo, forse questa era l'idea di Lenier Dominguez, visto che E5 non era possibile. Qua su alfiere per G2 si prenderebbe in G6, comunque interessante per il nero, ma più che altro Kasparov avrebbe giocato cavallo per F5 penso, e su alfiere per donna per B7, questo alfiere non è caduto, ma è stato cambiato, il nero ha un attacco molto forte sulle case chiare, questi pezzi sono lontani dall'ala di re e Kasparov era molto forte nel gioco dinamico, era ed è molto forte. Ora per esempio su torre per E6 nero potrebbe continuare ad aprire il gioco per i suoi pezzi, no? E se il bianco prende in C5 qua potrebbero essere molto interessanti già per esempio anche delle entrate di pezzi tipo con donna F3 o semplicemente, no? Portare l'alfiere in attacco su cavallo per C5, torre per C5, si minaccia torre per C2, si minaccia di entrare in D2, si minaccia di far entrare la donna in F3, magari sacrificare dei pezzi. La posizione nera posso assicurare che è molto più facile da giocare. Cioè più che altro la posizione bianca che è assai difficile, forse un motore può tenerla a fatica, a livello umano è molto difficile. Il bianco dopo F5 ha giocato D5 per provare a chiudere la diagonale, ma Kasparov è impietoso, gioca F per E4 catturando il primo pedone e alfiere H3 Dominguez gioca questa mossa che forse diciamo non è la migliore, vuole creare controminacce ma sta già perdendo tutto. Il punto è che su cavallo per E4 sarebbe seguita semplicemente alfiere per D5 con un sano pedone in più oltre che l'iniziativa, anche C per D6, no? Per attaccare C2 e qua sta definitivamente meglio il nero. Il bianco ha giocato alfiere H3 e a questo punto alfiere per D5, qua sta molto meglio Kasparov. Questi pedoni sono deboli ma sono in più, meglio avere un pedone debole in più che non averlo in più. Ecco qua C4 con l'idea di schiacciare l'alfiere per catturare E6, su E per D3, C per D5, il bianco avrebbe una posizione interessante se giocasse contro un giocatore normale, no? Ma contro Kasparov no. Il punto è che ora il bianco potrebbe dire ok, ora ho controgioco. E qua Kasparov gioca in modo impassibile, gioca a cavallo F5, 2 punti esclamativi. Una mossa bellissima. Il punto è che su alfiere per F5 e per F5 il bianco perde il suo pezzo più forte, dopodiché il nero catturerà in D5. Ora questi pedoni sono in presa, però il punto è che prendere in G7 il problema è che sembra aggressivo ma non ci sono altri pezzi in attacco. Il nero prende, difende il pedone e sarà molto facile per il nero tipo difendere questa casella anche con alfiere F8, con donna F7 e alfiere F6. Purtroppo sta meglio il nero perché il bianco sembra che ha dei pezzi in gioco ma non ha altri pezzi, il pedone è in più, può avanzare, il nero può contrattaccare, può spingere altri pedoni e sta molto meglio. Entrambi gli arrocchi sono un po' deboli, anche quello del nero, ma il bianco non ha pezzi che arrivino.
nero giocherà alfiere F6, cavallo E5, sta molto meglio. È incredibile. Se il bianco prende in F5 e prende in D3, ahimè, donna per D5, attacca il cavallo, poi si può difendere, poi il nero attaccherà, il re bianco, cioè il bianco ha un pedone in meno, i finali sarebbero molto vantaggiosi per il nero, forse vinti, e il bianco anche a pochi pezzi vicino al suo re. Terribile. Il bianco ha giocato alfiere G2 e ora Kasparov continua l'attacco, bellissimo, fortissima questa mossa. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Si attacca il cavallo. A questo punto B4 per provare a infastidire l'alfiere. Che altre mosse erano difficili, per esempio, non so, su torre per E6. Qua a questo punto era molto curioso anche, per esempio, torre F8 per creare un attacco alla GX sul cavallo. Probabilmente anche tipo questo sacrificio è molto interessante, perché se il bianco prende, donna per D5, il bianco ha la qualità in più, ma il nero ha tutti i pezzi attivi, giocherà torre F8, attacca G2, il pedone è passato, probabilmente potrà forse anche sacrificare un cavallo, no? Andare a dare matto in G2 e per esempio qua non c'è bisogno di pensare troppo, bisogna solo guardare. Posizione bianca crollo. Che se il bianco provasse ad attivarsi così, non so, forse anche il problema è forse anche di 2 è interessante, perché facciamo finta che il bianco semplifica, i pezzi così messi male, ora la torre in presa, il nero minaccia di andare a donna, sì, minaccia di andare a donna perché il cavallo è inchiodato. Game over. Poi alfiere C5, il bianco ha giocato B4, qua Kasparov gioca alfiere per F2, re per F2 e qua gioca C5. Forse non era necessario, come avevo già detto, torre per D5 sacrificando il materiale, no? E donna per D5. Questa era la mossa obiettivamente più forte, poi C5, C4, su B per C, torre per C5, tutti i pezzi ne rientrano ed è un massacro. Certo che Kasparov ha giocato C5, che è interessante, penso che l'idea è che su D per C6 vuole sacrificare la qualità. E qua ancora una volta gioca tutto questo in un modo ancora più spettacolare, tutti i suoi pezzi possono entrare e c'è un attacco potentissimo. Bianco ha giocato re G1 e per D5, anche C4 forse era interessante, però per D5 il nero ha una falange di pedoni fortissima. Alfiere H3 attaccando il cavallo, torre F8, torre F1, cavallo E7 difendendo F5. B per C5, B per C5, si vorrà giocare D4, C4 eccetera, alfiere E5, provando ad attivare gli alfieri, ma qua un pedone, 3 pedoni, sono 3 pedoni, qua anche D4, no? La massa di pedoni neri avrebbe continuato a progredire. Ok, ci sta anche donna C6 per portare in gioco i pezzi, donna C3, C4. D4 lascerebbe in presa questo pedone, prima si difende, poi si preparerà con calma D4. Donna B4, donna H6. Si poteva giocare D4, ma perché non attaccare l'alfiere in H3 e minacciare al contempo donna E3 scacco? Alfiere per F5, cavallo per F5, anche donna E3 era possibile, ma ci sta di eliminare questo alfiere. Però il problema del bianco sono questi 3 pedoni, oltre al suo re un po' debole. Alfiere F4, donna C6, alfiere E5, D4, fortissima. Si vorrà giocare C3, D2, donna B7, ora semplificazione. Certo, a Kasparov piacciono le combinazioni, piace vincere in modo spettacolare, ma qua non serve. Qua anche D2 vinceva, D2 seguita da C3, però qua ha giocato torre C5 che è molto carina, attacca questo alfiere che era ben piazzato, il bianco abbandona. Una vittoria spettacolare da parte di Kasparov, che l'alfiere si può ritirare, ma poi C3, D2, poi al momento giusto, no? Magari anche prima cavallo E3, poi C2, C1, i pedoni avanzano da soli. Una partita bellissima, una partita stupenda, secondo me proprio ci fa vedere un bellissimo ritorno di Kasparov, e in più oltre a farci vedere un bellissimo ritorno di Kasparov ci fa vedere anche un po' la bellezza di questo gioco Scacchi 960, dove c'è più creatività, se non c'è teoria delle aperture i giocatori iniziano a creare già dalle primissime mosse.